La gente anche che dona è un po' meno, perché un po' ha cominciato a pensare che le cose in qualche modo si sono risolte, invece non si sono risolte per niente, quindi continuiamo. Noi abbiamo finito questa anche campagna, come dire, di raccolta fondi, che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, però l'emergenza continua. Le riaperture, la ripresa delle attività, il calo dei contagi, i mesi di lockdown e della paura sembrano lontani, ma gli strascichi dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus continuano a farsi sentire sul tessuto economico e sociale del nostro territorio. Le donazioni sono calate, al momento si è arrivati a oltre 62.000 euro raccolti dal centro servizio volontariato, ma i nuovi poveri continuano ad avere bisogno. Si stima che anche nel mese di luglio le richieste di spese varino da 120 a 160 a settimana, senza considerare poi le esigenze legate al periodo, come ad esempio la necessità di mandare i figli ai centri estivi per le famiglie con lavoro precario. E poi sono ancora centinaia le persone che hanno perso il lavoro e si rivolgono alla Caritas per ricevere aiuto. Le misure che sono state messe in campo la cassa integrazione non stanno facendo esplodere il problema, bisogna capire poi l'autunno cosa succederà, quali saranno le conseguenze. Chiaro che oltre che una questione economica c'è soprattutto una povertà relazionale. Vediamo che se le persone sono costrette a venire alla Caritas vuol dire che sono proprio povere di legami sociali. Quindi oltre agli aiuti economici che sono fondamentali, essenziali, bisogna che impariamo tutti come società a curare molto di più le relazioni. Da Padova, capitale del volontariato 2020, arrivano così iniziative per sostenere le famiglie bisognose. 9 street artist e writers padovani hanno scelto di aderire al progetto Per Padova Noi Ci Siamo, nato da Caritas e Centro Servizi Volontariato nei mesi dell'emergenza sanitaria. Nasce così Segni dalla strada per correre insieme. Ciascuno dei 9 artisti locali ha realizzato un'opera unica e originale con l'obiettivo di sostenere attraverso la raccolta fondi dedicata all'acquisto di spese di generi di prima necessità e aiutare almeno 450 famiglie che soffrono un disagio socio-economico. Ogni opera sarà autografata da ciascun artista e stampata in 50 copie che sarà possibile aggiudicarsi con una donazione di almeno 100 euro. Più donazioni si riuscirà a raccogliere, più persone saranno aiutate.